Andiamo tutti assieme, chiamiamolo almeno per 5 volte tutti assieme, gridiamo San Marco. Siamo pronti? Sì. San Marco è per te! San Marco! San Marco! San Marco! San Marco! L'avvocato Renzo Fogliata che ci racconta la storia che magari tutti sappiamo, ma non importa per chi non lo sa, no, è il momento oggi per apprendere il nostro santo patrono San Marco, Lorenzo Fogliata. Pax tibi marce, hic requiescet corpus tuum, qui riposerà il tuo corpo. Evangelista è il sogno di San Marco che si addormenta, qualcuno dice in estasi, e vede un angelo, qualcuno dice che gli appare quando arriva da Aquileia, perché Marco, palestinese, studia con Pietro, scrive il Vangelo con Pietro e Pietro lo invia ad Aquileia. Ad Aquileia converte Ermagora e Rocchia di San Marcuola a Venezia, e da Aquileia viene mandato ad Alessandria d'Egitto, ma prima, secondo Tinate Venetum, secondo la Translatio Santi Marci, cioè le fonti che parlano di San Marco, vi è questo sogno di predestinazione alla protezione non solo di quelli che saranno i veneziani, come pensano ancora oggi alcuni sprovveduti, ma delle genti venete. San Marco era adorato ancora in Aquileia prima che nelle Venezie, non Venezia, nelle Venezie, quando vi era il dogado. I sudditi veneti vanno ad Alessandria d'Egitto e cercano le reliquie di San Marco prima della Translatio, prima dell'828. Nell'828 trovano un clima favorevole perché vi è un califfo che distrugge le chiese e che comincia a malmenare i custodi delle chiese, e i due sacerdoti che si accordano con Buono da Malamocco, tribuno di Malamocco, tribunus nei mosaici di San Marco, e Ustico da Torcello, lo fanno a malincuore perché temono che venga demolita la loro chiesa e vengano trafugate le reliquie, e lasciano ai veneziani le reliquie che vengono portate trionfalmente il 25 aprile. Il 25 aprile era stato martirizzato San Marco nelle strade di Alessandria d'Egitto, picchiato a morte, trascinato con una corda al collo e picchiato. Il corpo doveva essere bruciato, ma una pioggia, dice la leggenda aurea, una pioggia miracolosa salva il corpo di San Marco dalla bruciatura, dall'incendio. Questo diventa il segno dell'indipendenza politica della Repubblica. L'828 è un momento particolare. Il corpo al vescovo Orso, al patriarca Orso, il quale lo porta al Partecipazio, a Giustiniano Partecipazio, il doge dell'epoca, ed è l'occasione per affermare l'autonomia politica delle genti venete. Sono pochi anni che il dogado è stato portato a Rivo Alto, quindi vi è ancora il senso del dogado, non vi è ancora l'urbe, la città di Venezia, vi è ancora una confederazione venetica fatta di genti venete arrivate nelle coste, che si riconoscono in quel simbolo, il simbolo del leone, il leone perché San Marco era identificato nella tradizione dei i quattro simboli degli evangelisti dell'Apocalisse, perché Marco aveva il leone, era identificato col leone perché si dice che nel suo Vangelo sia colui che fa parlare Cristo più volte del tema della resurrezione, e la forza della risurrezione sta nel leone, e anche perché il Vangelo di San Marco inizia con Giovanni Battista, vox clamanis in deserto, voce che chiama nel deserto, come un leone ruggisce, e nell'arcone interno sopra il presbiterio si dice che San Marco, tu
proteggi con il cumulo, con la tua tomba, con la tua dottrina, in pace e in guerra, luoghi fisici, l'Italia, la Libia, cioè l'Occidente e l'Oriente, il luogo dell'impero romano e il Nord Africa cristiano, e proteggi Venetos, i Veneti. Viva San Marco!